Dai, E siedi con una chiappa. prova. Sì. Oh! La schiena sta così, ma io vado avanti con la parte bassa. C'è una linea. Sono tutte le linee nella tua parte. Questo lo devo premere avanti. Dobbiamo imparare a stare dentro uno spazio ridotto. Quindi anche se tu sei di 2 metri, devi riuscire a valorizzare il tuo corpo. No? No, non è quello, deve semplicemente essere normale, perché la prima volta che porti un set devi renderti conto del fatto se non sei mai grande. Poi abbiamo montato il più grande possibile, ci abbiamo. Però sì, ricordati che questo, perché se tu esci da questo quadrato, cosa prende il fotografo? Pronta? Vai, via! La foto qual è già? Lo dico per te. Pronta? 3, 2, 1, via! Chiappa, blanca, quella chiappa, ok, appunto, no, vedete un po'. Cacchio. Riguardando le cose, riguardando gli scatti. Abbiamo
Allora, ci parti adesso. Ok. Bravissima. Aspetta. Aspetta che c'ho. Ma c'è anche lei ci guarda. Sei sono d'accordo, anche oggi lo sapevo fare, no? Ok, stop. Adesso controlliamo un po' gli errori. Allora, così quando io scatto, sembra che sto camminando. Quindi vado su e giù, tutti i gondoli. Su e giù, su e giù. Bene, la prossima. Sembra che e non ci si può nascondere dietro le montagne l'asse, direi. Andiamo a cosa del posto. Quindi si è presa l'onere di andare, prego. Vai. Puoi sbagliare tutto. Perché siamo qui per vedere anzi se sbagli è meglio, perché così capisci che quella cosa di aver sbagliato che magari per te era giusta e la sistemiamo all'origine. Ok? Parti dai piedi, arrivi alla distesa per terra. Te la faccio prima senza macchina fotografica. Non esistono cose sbagliate. Guarda dritta. Al mio parti dai piedi, come ha fatto lei, parti dai piedi, finisci in distesa. Quando io ti dico via, tu posi, fai delle pose, quindi scatti di posa, 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 potete anche gattonare sulla 3, 2, 1, via. E non va. Qua va. Ok, guardiamo le foto, diciamo meglio. Senza morire. No, capo no. Sono più vecchie di sì, però non mi vanno di capo, mi fa sempre attenzione. Partiamo. Chiamatela capo. Però ci rimane. Errori. Che dopo che dovete imparare tutte le varie cose per imparare Pinterest, cartella, idee, foto, vi servate tutti gli stili fotografici che possono piacere a voi e da lì andate davanti allo specchio di cameretta e fate si imparano le cose così è con l'esperienza. Comunque qua, qual è l'errorissimo, l'erroraccio, una cosa da bocciatura nella mia classe? Vai, un boccherino. Non hai un braccio. Tu qua dimmi se io ti vedessi in questa foto. Io dico, se un braccio che si nasconde, direi che ha un'imperfezione, comunque ti manca qualcosa. Quindi, occhio che sei quasi fuori dal perimetro. Quindi in maniera elegante, disinvolta, fai un po' così con la chiappina per andare avanti. Brava. Perfetto, facciamolo fotografando, ok? Tranquilla? Sì. Ok. 3, 2, 1, si parte.
allora, lo devi saper fare, se ti prendi il rischio lo devi saper fare bene, perché è tutto oggetto di esame questo. Vabbè, prova. Fai una prova, se te la senti, sai che se lo fai lo devi portare anche all'esame. Fai una prova. No, ho messo male le gambe. Le hai schiacciate, non sei rimasto. Quello vi dico di difficile, vedete voi se volete farlo. No, potete provare, però una volta che non siete nella biga di farmelo fare lo devo fare anche l'esame. Allora, sai che lo devi portare anche all'esame. Inizia l'esercito a casa. Che metti di solito stasera? Se fai il perimetro. Ti metti davanti a uno specchio, ok? Ti fai il lenzuolo più piccolo rispetto allo specchio perché devi riuscire a starla dentro. Ok? Quando sei pronta? Tanto qua non andiamo a vedere il viso, andiamo a vedere il corpo. È Il viso è proprio una lezione a parte quella, è una lezione senza macchine fotografiche, in cui ora quando sei pronta? No, sei pronta. Ora sei centrale. No. Quando sei pronta? Non ti schiacciare le gambe. Non ti schiacciare le gambe. Su, sul culo. Su 90 gradi. Oh, giusto. Sì, se no si apre. Si c'è qua davanti. Fuori. Ok. No, prima la cosa. No, la testa. Ok. Allora, sullo Oh. 3, 2, 1, via. Ok, puoi provare il tratto? Via. Non sei appoggiato allo stadello. Lascio lavorare Giulia adesso. Vai, tranquilla. Bravissimo. Ok. Molto bene. Manda un bacio. Molto bene. Posso dirti tranquillamente che hai una buona attitudine, però tu devi studiare. Ok, fai delle prove, stai in piedi guardandoti allo specchio. Ti vedi, c'è Maria? Inizia, fai una prova e dopo facciamo gli scatti. Dai. No, non si incrociano le gambe, però puoi far finta di fare una. Allora, le gambe non le puoi incrociare. Allora, se tu vuoi fare una cosa incrociata. Però è distante, vedi? Io lo mando proprio avanti la gamba è avanti, come se io facessi un passo avanti. Io faccio, fai un passo avanti con il piede,
a farlo. Ma con quante tante, perfetto. Vai. Certo, via. Mi hai fatto fare questo allenamento? Qua anche la schiena, non ci devi in alzata. Qua può anche andare.